Allora, sono le 2:30 di lunedì 11 febbraio. Sta nevicando da circa 2 ore, se non di più, e qui ci troviamo a Portogruaro, vicino all'ex Pepper's Party, a 2 passi dalla stazione ferroviaria. Come vedete, la neve sta cominciando a imbiancare la superficie. Il marciapiede qui comincia a diventare scivoloso e non è stata messa il sale, non c'è traccia di sale e si vede che la pavimentazione comincia a diventare insidiosa, la neve comincia a deporsi. Adesso ci dirigiamo verso la stazione dei treni per vedere l'azione che è stata compiuta stamani, ossia la rimozione delle biciclette ritenute inutilizzabili. E questa mattina doveva essere applicata un'ordinanza del sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello da parte dei vigili, che dovevano rimuovere dall'area della stazione tutte le biciclette che risultavano inutilizzabili. Adesso andiamo a vedere cosa hanno fatto. Tanto qua la neve in questo tratto è ancora fresca, si riesce ancora a toglierla con facilità, però se la temperatura diminuisce qua si crea una pericolosa lastra di ghiaccio, anche lì si vede. Bene, andiamo verso la stazione dei treni. Pavimentazione scivolosa, per cui andiamo via adagio e ovviamente non manchiamo di ringraziare il comune che non ha sparso il sale, nonostante oggi fosse prevista precipitazione nevosa. Grazie. Siamo quasi arrivati. Terra, sempre tracce di neve. Ecco qua lo spettacolo che vediamo: biciclette lungo una pista ciclabile appoggiate vicino ad una ringhiera. Ecco l'avviso: giorno 11 febbraio, rimozione delle biciclette che per il loro stato saranno ritenute abbandonate. Eccole qua, ce ne sono ancora di meno rispetto al solito. Qui siamo sul viale che porta alla stazione dei treni. Ecco, stazione di Portogruaro Caorle, e in lontananza si vedono un gruppo di biciclette parcheggiate lungo la pista ciclabile. Ecco, qui c'è una bicicletta parcheggiata vicino a un albero. Qua invece ci sono una decina di biciclette parcheggiate lungo la pista ciclabile, ma il colmo, eccolo qua, e ancora i parcheggi sul lato destro non sono ancora utilizzabili, sono chiusi. Aspettate, perché
e il bello deve ancora venire. Guardate, nonostante l'ordinanza di oggi, guardate la bicicletta dove si trova, ancora ancorata sulla ringhiera, incredibile, è ancora lì, pazzesco. E in più anche biciclette parcheggiate qua lungo la parete della stazione. Ma il colmo è che il parcheggio delle biciclette è utilizzato sì in parte, però sembra che siano stati spostati i cartelli di divieto di accesso. Una parte di esso noi entriamo adesso, ecco qui il cartello che di solito vietava l'accesso, è messo tra l'altro davanti alle cabine del telefono, cabine che comunque sono inutilizzate perché se apriamo vediamo che non c'è più il telefono, quindi sono sia questa che questa, ecco, non c'è il telefono, però ci sono ancora le cabine, ecco le cabine inutilizzate. E qua vediamo una serie di biciclette parcheggiate dove dovrebbero, cioè lungo la rastrelliera prevista, che è molto lunga, vedete, arriva fino laggiù in fondo, e qua ci saranno circa una ventina di biciclette, ecco, oltre a quella del bike sharing, eccole qui, ce ne sono 3-5 in tutto e fuori ce ne sono 4, ecco. Però il colmo è veramente il parcheggio qui delle autovetture è ancora chiuso, sono mesi che è pronto, è tutto pronto, ma è chiuso. Rosario Padovano direbbe una vergogna, sì, proprio una vergogna, non so di chi è la competenza, del comune, della regione, una roba vergognosa, mesi pronto tutto e ancora chiuso, burocrazia italiana, una vera vergogna. E qui, ecco qua, il parcheggio delle biciclette, bello, pronto, e qualcuno si è lamentato perché non ha la tettoia, vabbè, non si può avere tutto questo mondo. Ecco qua, parcheggio delle biciclette, e di fronte, dall'altra parte, abbiamo le biciclette appoggiate lungo la ringhiera che abbiamo visto prima. Ecco, sarebbe il caso di aprire una volta per tutte questo parcheggio delle biciclette e di dire alla gente che viene alla stazione dei treni di parcheggiare solo qui le biciclette, non da altre parti, perché se no non avrebbe senso aver costruito tutta questa rastrelliera. Siamo in Italia, ormai non ci si stupisce di niente, una vergogna. Ecco qua, torniamo indietro, ecco qua le biciclette, ovviamente adesso le selle vengono ricoperte dalla neve in quanto non c'è una copertura, vabbè, pazienza. E qua appunto ancora il New Jersey che bloccano l'accesso ai parcheggi, tutto bloccato, e fino a poco tempo fa in New Jersey c'erano anche laggiù in fondo, e qui ancora non si capisce se si può entrare oppure no. Il cartello direbbe di no, ecco qua, ecco qua, il cartello è spostato, probabilmente l'ha spostato questa mattina e le prime biciclette sono arrivate dentro. Aspettate, c'è ancora la bicicletta là appesa, questo qui è veramente bellissimo, bellissimo. Caratteristica della stazione di Portogruaro, le biciclette appese alla ringhiera della serie di tutto di più. Bene, complimenti.